La presentazione di un piacevole libro dal titolo I ragazzi di Brema, scritto dai giornalisti Alessandra Loro e Gianfranco Natoli, e la posa di una targa all'entrata della piscina Coni, a 50 anni di distanza da quel disastro aereo di Brema che cancellò la vita degli atleti della nazionale italiana di nuoto, nella quale primeggiava una delle promesse, ovvero il veneziano dell'isola giudecca Amedeo Chimisso, bandiera della società Rarinantes Batavium, ora Padova Nuoto, che nel trentennale della gestione degli impianti ha voluto ricordare quel tragico evento con una particolare cerimonia, alla presenza di tantissimi personaggi del nuoto di ieri e di oggi. Padova Nuoto compie 30 anni di storia, è nata nell'86, quindi quest'anno festeggeremo 30 anni. Abbiamo ereditato un grande impianto da una grande società che si chiama Rarinantes Batavium, che è quella che ha fatto la storia del nuoto italiano. Voglio ricordare che la novella Caligaris ha imparato in questo impianto, è diventata una grande campionessa in questo impianto e ha portato i risultati da questo impianto. Chimisso, che era uno che aveva imparato sui canali della Giudecca, che aveva l'attitudine per diventare un grande campione, si sacrificava ogni giorno per venire ad allenarsi negli impianti della Rarinantes, i primi impianti che nella nostra regione erano adatti alle competizioni. Bisogna ricordare un po' la storia. Credo che la presenza oggi di persone di una certa età, ma accompagnati dalle scolaresche, per scoprire questo ricordo di un grande campione, di un grande uomo di sport, voglia dare un segnale al futuro del nostro Paese in cui lo sport è un elemento essenziale. Perché lo sport fa associazionismo, fa stare assieme, far crescere sani i nostri ragazzi e le nostre ragazze, li toglie dalla strada, come si dice, e li fa proseguire nel loro cammino anche attraverso lo sport, sì, conoscendo anche l'inglese, l'italiano, la matematica, ma anche attraverso lo sport per diventare grandi uomini e grandi donne. A presentare un romanzo storico emozionante i due giornalisti Alessandra Loro e Gianfranco Natoli, che nel loro racconto hanno voluto riassumere cosa rappresentavano nel pianeta del nuoto i ragazzi di Brema, con un viaggio struggente di una tragedia diventata attraverso il libro una bellissima storia. Questa è una tragedia che è accaduta 50 anni fa, il 28 di gennaio del 1966, ed è una tragedia quasi dimenticata. Riguarda 7 componenti della nazionale azzurra di nuoto dell'epoca, il loro allenatore Paolo Costoli e un giornalista Rai che era al seguito della squadra che stava andando al meeting di Brema, che era uno degli appuntamenti più importanti a livello internazionale dell'epoca. Quello che abbiamo voluto noi raccontare in questo libro intitolato I ragazzi di Brema, i ragazzi perché erano di fatto dei ragazzi. Pensate, la più giovane Daniela Samuele, della componente della squadra azzurra, aveva 17 anni, il più vecchio Bruno Bianchi ne aveva 22. E è una storia di vita legata a una tragedia, a un incidente aereo che poi l'ha visti morire, però in realtà è una storia legata a dei ragazzi che amavano disperatamente la vita. Siamo qui perché, e questa è la piscina Coni della Padova Nuoto, perché uno di questi 7 ragazzi, Amedeo Chimisso, era un atleta all'epoca Rarinantes Batavium e Padova Nuoto di oggi, perché la Padova Nuoto in realtà è il proseguimento dell'avventura della Rarinantes, che era un ragazzo veneziano che si allenava qui ed è diventato campione qui. Infatti nella targa che è stata messa appunto nell'entrata della piscina Coni della Padova Nuoto c'è scritto proprio questo, qui si allenava, qui diventato un campione Amedeo Chimisso, però vengono ricordati anche tutti gli altri ragazzi di Brema. Alla cerimonia negli impianti della Padova Nuoto c'era anche Roberto Chimisso, fratello del compianto Amedeo, che gareggiava in quegli anni con i colori della Rarinantes Batavium. Amedeo giustamente veniva da Venezia a Padova tutti i giorni per allenarsi. All'epoca c'era Vittorio Costa che lo allenava e con la Rarinantes Batavium è riuscito in un'annata a entrare in nazionale e portare a termine la sua nazionale con la convocazione per Brema. E diciamo che prima della partenza per Brema
aveva stabilito la miglior prestazione nei 200 misti. A Brema era andato per vincere e sicuramente a Brema avrebbe potuto portare a casa una medaglia sicura. Ci sono tanti ricordi, però quello più particolare è quello del disastro aereo che ho ricevuto da un telegiornale straordinario, la notizia che un aereo era partito per Brema e era deceduto a Brema. E quello è un ricordo che proprio non si riesce mai a dimenticare, ma neanche quando sarò molto vecchio. Ormai ho 65 anni, ma neanche quando ne avrò 100 sicuramente resterà sempre nella nostra memoria quel giorno, quel tragico giorno. Agli impianti della Padova Nuoto c'erano anche alcuni studenti dell'Istituto Superiore Leonardo da Vinci di Padova, con il professor Mauro Gazzero, nel ricordo di questa tragedia avvenuta nel 1966 che ha spezzato la vita ad atleti nel fiore della giovinezza. Alla cerimonia c'era anche l'assessore allo sport del comune di Padova, Cinzia Rampazzo. Io ero piccolina quando è successa questa tragedia, però diciamo anche quando ho iniziato a nuotare e poi sono passata nella squadra agonistica, questo ricordo ha sempre aleggiato tra di noi, anche perché il mio allenatore Gianni Gross era uno di quelli che avrebbe dovuto partire con questo volo che poi purtroppo si è schiantato e i ragazzi hanno trovato questa morte improvvisa e troppo presto. Sicuramente con questo libro possiamo dare una continuità e ridare un po', come dicevo, simbolicamente vita a questi giovani, a questi ragazzi, al loro allenatore e anche al giornalista che li seguiva. E sicuramente sarà una bella cosa portare avanti appunto questo ricordo tra di noi e penso anche tra tanti giovani che ci seguiranno e che leggeranno questo libro. Con la consegna del libro a tutti i presenti, che custodirà d'ora in poi la storia dei ragazzi di Brema, racchiusa nelle 250 pagine del libro, si è conclusa la cerimonia di un evento impossibile da dimenticare, sapientemente raccontato da Alessandra Loro e Gianfranco Natoli.